si vuole accomodare il test da questa parte? Grazie. Quindi bisogna sostituire l'avvocato Pogliese come difensore sostituto dei difensori assenti, nominiamo l'avvocato Reina. Quindi possiamo procedere. Per favore, il test per il verbale ci dia le sue generalità complete con data e luogo di nascita e luogo di residenza. Grossi Alessandro, nato a Milano 14/9/1938, residente Milano, via Rivere 11. Voglio leggere la dichiarazione che ha davanti. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti la domanda del pubblico ministero e per favore in aula silenzio. Il pubblico ministero può procedere. Ragioniere Grossi, lei che attività svolge, che carica ricopre nell'ambito dell'Alba Servizi Aeroportuali? Io sono amministratore delegato della società e gestore della stessa. Vuole riferire alla Corte qual è l'oggetto sociale della società? L'Alba Servizi Aeroportuali gestisce la flotta aerea e alcune delle auto e le auto della società, un reparto motorizzazione. Di quanti aerei è composta la flotta? 3 aerei. Quanti sono i piloti? 9 piloti, adesso 8, perché dal 1 gennaio 8 piloti. Dovrebbe parlare più forte e più vicino Scusi. Sono 8 piloti più i tecnici di volo. E questi 8 piloti da quanto tempo sono in servizio? Voglio sapere, c'è stato un avvicendamento oppure sono da molto tempo sempre? No, ne abbiamo uno solo in servizio da novembre, perché ne è andato via, si è dimesso uno in settembre, ne abbiamo assunto uno in novembre, gli altri sono alcuni anni che sono in servizio. Quindi mi pare di capire che soltanto uno è arrivato da poco, mentre tutti gli altri... Sono qualche anno che sono in servizio. Volevamo sapere se i viaggi che eventualmente dovessero essere compiuti da funzionari o comunque da personaggi che hanno ruoli di responsabilità nell'ambito del gruppo Fininvest o Standa vengano annotati allorché si verificano, cioè qual è l'iter burocratico espressamente previsto o comunque di fatto seguito in questi casi? Dunque, la flotta viene impiegata per le necessità del gruppo, poi in alcuni casi viene anche affittati dei voli a terzi esterni al gruppo. La prassi è molto semplice: quando delle persone autorizzate, preventivamente autorizzate all'utilizzo dell'aereo, ci chiedono la disponibilità di un aereo e lo utilizzano. Ecco. Se lei parla di registrazioni, noi non siamo tenuti a registrare, perché l'aereo è come un taxi, viene solo stabilito se la persona che l'ha prenotato poi dopo può essere per se stesso o per altre persone dell'azienda. Ecco, cioè che cosa viene, c'è un registro di bordo, come viene? Dunque, allora, noi abbiamo il quaderno tecnico di bordo, quello obbligatorio per il RAI e per Civilavia, e basta. Cioè, non e in questo, mi scusi, ci faccia capire, lei parla con persone che sono ignare di tutto questo, almeno personalmente. Certamente. Ecco, dico, che cosa viene annotato in questo quaderno di bordo? Tutte le tratte. Cioè soltanto quindi le destinazioni, partenza e destinazione, esatto. Orari di partenza e l'orario di partenza, l'orario di destinazione, il nome del comandante, il nome del copilota
e del tecnico di volo, e quindi il numero dei passeggeri che vengono messi a bordo. Solo il numero, quindi sì. non la identità delle persone. Assolutamente. Ecco. È come un taxi, come una macchina a noleggio, la stessa cosa. Ecco, lei poc'anzi diceva che l'aereo si sposta sulla base delle prenotazioni che vengono autorizzate, le richieste. Ecco, volevo sapere innanzitutto chi è che fa le apposite autorizzazioni, cioè attraverso. Ecco. Ma guardi, è una prassi consolidata, non ho una lista scritta di chi può autorizzare, però sono i top manager del gruppo, proprio i top manager che vengono autorizzati a usare l'aereo, cioè a prenotare l'aereo, che può essere per se stessi o per i propri funzionari. Ecco, e si rivolgono a lei e lei mette a disposizione l'aereo, oppure c'è una particolare. No, io ho un collaboratore che riceve queste telefonate e in base a questi nominativi che lui sa, che ormai ha nell'orecchio da anni, se sono i soliti nominativi mette. Ecco, quali sono questi nominativi che il suo collaboratore ha ormai nell'orecchio e quindi automaticamente. Sono molti, sono i top manager, il dottor Confaronieri, il dottor Gagliani, il dottor Dell'Utri, il dottor Messina, adesso a memoria non. Deve parlare più forte. Scusi, sì. Questi nomi che. Ecco, dottor Dell'Utri, Alberto, Marcello o entrambi? Marcello. Lei è in grado di riferire a memoria, se lo ricorda, se è capitato che negli anni 90, 91, 92, 93 il dottor Dell'Utri ha utilizzato uno degli aerei della flotta per scendere giù in Sicilia o a Palermo o a Catania o comunque in altre località della Sicilia? A memoria io certamente no, perché io oltretutto sono amministratore, mi occupo da un anno, dal novembre del 94, però indipendentemente da questo. Da quando se ne occupa? Dal novembre 94. Io sono responsabile della società dal novembre 94. Però che il dottor Dell'Utri utilizzasse gli aerei, sì, è normale. Ecco, per queste destinazioni Sicilia. Ma può essere anche per queste destinazioni, perché non in via diretta, che c'era spesso in Sicilia una volta all'anno si faceva delle manifestazioni di Publitalia a Siracusa, ma il dottor Dell'Utri usava normalmente gli aerei, ma non solo per la Sicilia, ma per un sacco di altre destinazioni, europee, italiane ed europee. Ma quando si va fuori Italia non occorre. No, quando si va fuori Italia il comandante è tenuto a dare alla polizia di frontiera una lista in duplice copia con i nomi dei passeggeri. Però una lista che è obbligatorio compilare in duplice copia e da consegnare alla polizia di frontiera in duplice copia. Noi non dobbiamo tenere niente. Ecco, ma per i voli nazionali viceversa lei dice. Non c'è nessuna prescrizione. Nessuna prescrizione, ma a prescindere dalla prescrizione può accadere che al momento dell'arrivo dell'aeromobile in un determinato aeroporto venga richiesto in visione un elenco dei passeggeri? No, assolutamente, è modo più assoluto. Le chiedo questo perché in Sicilia, qui a Catania bisogna depositare, il comandante deve consegnare una lista con i dati relativi, ma viene consegnata, noi non teniamo copie. Ecco, viene consegnato, ma non capisco perché la Sicilia è una regione a statuto speciale anche per questo. Non glielo so dire, so che a Sicilia, e mi dicevano anche a Pisa, non so, perciò non è statuto speciale, viene consegnato, è obbligatorio che le compagnie private compilino uno stampato con il nome e le generalità del passeggero e i dati identificativi da un documento che viene consegnato alla polizia dell'aeroporto e basta. Alla polizia, cioè polizia di Stato, oppure o la Guardia Finanziaria? È per l'antimafia, è una disposizione per l'antimafia. E questa prescrizione, cerchiamo poi di capire
qual è la fonte della prescrizione? Non lo so. Da quanto tempo è in vigore? Perché No, lei guardi, ricorda. mi dicono alcuni anni, ma io l'ho saputo stamattina venendo qua. Cioè, però noi non abbiamo copie di questo. Viene fatta compilare dal comandante in aereo e consegnata alla polizia qui. Cioè è il All'autorità, comandante che compila questa... Sì, che si occupa di consegnare. Il comandante è responsabile ovviamente del volo e fa compilare questo modulo che viene consegnato alle autorità qui aeroportuali. Dico, mi faccia capire, il modulo ce l'avete voi e lo consegnate oppure al momento dell'arrivo la polizia No, richiede... no, l'abbiamo a bordo. Lei non se ne trova ad avere una copia? No, sono moduli bianchi, noi abbiamo moduli... No. Dico, una copia di questo modulo in bianco non ce l'ha? No, non c'è. E le voglio chiedere un'altra cosa, l'equipaggio da chi è composto, oltre che dal... Il comandante è un copilota. È un copilota, non ci sono hostess o comunque... No, non abbiamo hostess. No, alle volte, molto spesso, non sempre, abbiamo un tecnico di volo a bordo, ma hostess non ne abbiamo. No. E lei diceva che dal 94 che Sì. si occupa, cioè che ha questa responsabilità. In precedenza chi ricopriva? È un mio predecessore, un'altra persona. Come si chiama? Rovati Massimo. Rovati con una T sola. Rovati Massimo, che svolge ancora ruoli nell'ambito della Fininvest o comunque dell'asso, come si chiama? Sì, ancora nell'ambito Fininvest. Ma non dell'Alba Servizi? No, nell'Alba non è. Io sono subentrato a lui. E in particolare di che cosa si occupa nell'ambito della Fininvest? Guardi, mi pare che si occupi di alcune attività diversificate, ma non... Lei diceva poc'anzi che Dell'Utri potrebbe essere sceso in relazione a delle manifestazioni, mi pare di capire, teatrali, quelle... Così ho sentito dire, sì. Ecco, a Siracusa. E in questo caso dove dove l'aereo, dove a terra? A Catania. A Catania. E il periodo vuole ricordare, dico, al di là di quello che può essere a noi noto in modo così informale, il periodo in cui queste manifestazioni teatrali si svolgono e quindi il periodo in cui teoricamente potrebbe essere sceso il dottor Dell'Utri. Signor Pubblico Ministero, io proprio non sono a conoscenza diretta, mi pare, però non vorrei dire una cosa, mi pare in primavera, ma è una cosa che ho sentito dire, non ho una conoscenza diretta. Lei sa, è in grado di dire i nominativi dei piloti, degli 8 piloti? Certo. Ce li ha a disposizione? No, li ho a mente, non li conosco, posso dirli a mente. Quindi sarebbe in grado di riferire sulla base di un esame della documentazione in possesso della società? Sì, certo. Cioè che cosa? Mi ripete? Ecco, no, avevo chiesto se conosceva i nominativi, è in grado di riferire subito i nominativi dei piloti che compongono la flotta? Sì, certo. Dico, sul momento è in grado di dare... Sì, me li ricordo. Vedi? Ecco, allora ce li vuole riferire per allora, quello? noi abbiamo il comandante Zaccari, forse i nomi di battesimo non li so, il comandante Zaccari, comandante Bernardi, comandante... Bernardi, sì. Poi, piano piano, Il comandante Zaccari, Bernardi, poi abbiamo, aspetti un po', comandante Ruozzi. Come ha detto? Ruozzi, sì, esatto. Ruozzi. Poi mi consente, se vuole ripetere perché allora, rimbomba... Ruozzi. Vabbè, sì, poi? Poi abbiamo il comandante Perano, poi abbiamo il copilota Cortelletti e poi, aspetti, un altro nome, quanti sono? 5, ne mancano 3. Allora, Nanni, comandante Nanni, comandante Nanni, e poi 6, aspetti, e altri 2, adesso no, e adesso gli altri 2, però un momento poi me li ricordo.
Ah, ecco, il copilota Tarantino e me ne manca uno. Si offenderà perché No, vabbè, non si preoccupi. Ma questi viaggi, mi faccia capire, avvenivano o sarebbero avvenuti per conto di Publitalia, questi Sì, viaggi, certo. e mi faccia capire il collegamento tra la società Publitalia e queste manifestazioni, cioè che... Ah no, guardi, no, questa è una domanda che lei non può fare a me perché non ho Io chiedevo se lei... No, per carità, proprio non ho nessuna conoscenza diretta. Non ha nessuna conoscenza? No, io ho solo sentito dire che c'era Ecco, questa... ma Publitalia di che cosa si occupava? Forse possiamo arrivarci. Sì, la Publitalia? Ecco. La Publitalia è una commissionaria di pubblicità, raccoglie pubblicità per le reti televisive. Ho capito. Non ho altre domande, Presidente. Ci sono domande? Può andare, ragioniere. Grazie. Lei. Buonasera. Prossimo test. Si accomodi da quella parte. Si sieda. Le sue generalità per il verbale. Sì, Alfredo Messina, Nato? nato a Colleferro, Roma, 8 settembre del 75, dirigente Fininvest. Risiede dove? Risiedo a Roma, via Pietona 9. Vuole leggere la dichiarazione che ha davanti? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, che può procedere. Dottore Messina, qual è il suo ruolo all'interno della Fininvest? Sono direttore generale. E di cosa si occupa specificamente? Sì, sovrintendo le direzioni centrali, amministrazione, controllo, direzione finanziaria, direzione affari societari, direzione affari fiscali e sistemi EDP. In più sono presente in alcuni consigli di amministrazione, oltre che della Fininvest, anche di alcune società partecipate. Può indicare la Standa è fra queste? Sì, esatto. Sì. Da quanto tempo fa parte del consiglio di amministrazione di Standa? Direi dal 92, inizio 93, non sono sicuro tuttavia. Direi 92, ecco, vado a memoria però, quindi non puoi sbagliare, 92-93. Chiedo scusa, ha detto la data quando ha fatto parte della Fininvest? Dal 1 gennaio 90. Nel consiglio Fininvest sono dall'autunno del 93, nel consiglio di amministrazione della Fininvest. Mentre prima che ruolo occupava? Prima ero il direttore generale, ma senza essere nel consiglio di amministrazione. Lei ha mai saputo della vicenda che portò alla distruzione del magazzino Standa di Vietnea nel 90? Beh, certamente sì. Nel momento in cui il fatto accadeva, io ero in azienda da pochi giorni e quindi ho solo sentito che si parlava di questo fatto negativo, ma senza particolare,
rilievo. Poi onestamente se ne parlava quando nelle statistiche di vendita risultava che c'era un minor fatturato che mancava il provento di quella filiale, insomma, ecco, non se ne faceva una questione particolare. Ecco, poi onestamente credo risaputo che si è riaperta e poi basta, credo, insomma, ecco, non ho conoscenze dirette. Lei sa quando si è riaperta? Nel 92 credo. Lei sa quanto montava il danno, comunque l'ha saputo, quanto montava il danno prodotto dall'incendio? No. Di fatturato intende? Come fatturato come saldo? No, il danno prodotto... Ah, proprio il danno materiale sì, prodotto? Sì. Una decina di miliardi, poco più, non so. Lei... Prego, stava dicendo... No, credo sia 10-12 miliardi, ma vado a memoria completamente, sì. Lei ha avuto mai, o comunque si è occupato in qualche modo dei rapporti con società affiliate Standa? Quale membro del consiglio di amministrazione di Standa? No, affiliati Standa no. E conosce quali sono le società in cui la Standa partecipa come socia? Standa possedeva per intero l'euromercato, ha una grossa partecipazione nella struttura pugliese e poi partecipa, inizialmente era mi pare con un 20% e recentemente si è modificata la struttura anche in Sicilia con una partecipazione di questo ordine di grandezza. Conosce la denominazione della società siciliana? Sì, aspetti. È Cedis, magari? Cedis. E può essere CSS? Guardi, non mi ricordo la sigla, ma posso documentarmi, insomma. Sì. E questa società dove ha sede lo conosce, lo sa? Forse Catania. Catania. Adesso quant'è la quota di partecipazione di Standa in questa società? Cioè socio di maggioranza, si è modificato, ha acquistato nuove quote? Si è modificata recentemente. Mi pare inizialmente fosse il 20%, se non ricordo male, poi recentemente, intendo pochi mesi fa, si è modificata, cambiando nettamente la struttura, con Standa che ha aumentato significativamente la sua presenza. Ecco, non le so dare le percentuali di nuove di partecipazione. Lei conosce i depositi di Standa nella città di Catania? No. Lei sa le motivazioni per cui venne utilizzata, diciamo, la CSS, o comunque si decise di far parte della CSS inizialmente? Ma veramente perché all'epoca... Presidente, scusi, potrebbe, più che un'opposizione sarebbe un invito, il test ha detto la società Cedis, poi è stato su un suggerimento del pubblico ministero che si è arrivata alla CSS, peraltro non confermata dal test. Quando il pubblico ministero si fa queste domande io lo inviterei a parlare di Cedis, così come ha detto il testimone. Veda il pubblico ministero di chiarire questo punto. Sì, sostanzialmente il test non ricorda esattamente il nome della società, mi è sembrato di comprendere che non è certo che la denominazione sia Cedis, oppure ne è certo? No, certamente Standa ha una partecipazione che si chiama Cedis, ma non sono sicuro che sia esattamente questa. Faccio un po' di confusione con le sigle, insomma. E che comunque questa società avrebbe sede nella città di Catania? Se Cedis è la struttura siciliana, credo che sia Catania. Ecco, io di Standa non ho una diretta responsabilità e quindi partecipo ai consigli di amministrazione e quindi l'argomento Cedis piuttosto che altri viene fuori in occasione di particolari momenti o particolari decisioni. Comunque, allora pongo la domanda in questi termini: con riferimento alla società la cui quota di partecipazione di Standa prima era del 20% e che adesso sembrerebbe essersi modificata. Certo. Allora, con riferimento a questa società, lei sa le ragioni per le quali Standa decise di acquistare il pacchetto azionario di quella società?
Beh, credo che Standa avesse una presenza marginale in Sicilia e volesse rafforzare la presenza, peraltro quella struttura aveva, se non ricordo male, un deposito interessante, proprio una struttura, e quindi voleva poter utilizzare quella struttura anche per le proprie presenze sul mercato siciliano, insomma, ecco. Quella struttura serviva anche a rifornire le filiali Standa? Ma credo di sì, certamente, insomma, ecco, immagino, ecco. Lei sa cos'è Euromercato? Euromercato? Certo, sì, certo. Cos'è Euromercato? Adesso è rimasta soltanto un'etichetta, era una società di grandi magazzini, mi pare che avesse 7 punti commerciali, posseduto al 100% dalla Standa, che è stata ceduta nello scorso anno. Fatturava circa 1.000 miliardi, eccetera. Lei è a conoscenza di un progetto per l'insediamento di un centro commerciale nella città di Catania da parte di Standa o di società controllate da Standa? No. Lei... Scusi, spenga la sigaretta là in fondo. Non è consentito fumare. Prego, prosegua. Può indicare i componenti del consiglio di amministrazione di Standa? Foscale presidente, Ferro ministro delegato, è una recente composizione, poi faccio parte io, fa parte Guido Possa, fa parte Guido Possa, mi pare, aspetti, che poi questi sono quelli che partecipano, la signora Marina Berlusconi. Non sono sicuro se faccia parte anche, ma non dire di no, il figlio Berlusconi non mi pare che faccia parte. Poi fanno parte, aspetti, forse Salvatore Sciascia, vedo. Salvatore Sciascia ricopre altri ruoli all'interno della Fininvest? Sì, è direttore affari fiscali. Direttore? Affari fiscali. Affari fiscali. Sa se Marcello Dell'Utri abbia mai fatto parte o faccia parte del consiglio di amministrazione di Standa? Beh, ha fatto parte sicuramente. Onestamente, siccome non l'ho più visto negli ultimi tempi, non saprei confermarle se in questo momento è ancora consigliere, però è stato certamente consigliere della Standa. Dottore, lei ha saputo mai se in data antecedente al 90 o successivamente al 90 siano state inoltrate o fatte richieste di natura estorsiva alla Standa o alla Fininvest? No, certamente no. Prima del 90 non c'ero, evidentemente. Quindi, in epoca successiva al 90? Assolutamente no. Non mi risulta assolutamente qualunque richiesta di questo tipo. Sa se è stato corrisposto... In relazione a questo fatto, insomma, in relazione... Sì, in relazione a questo fatto. Certo. Sa se è stato corrisposto qualcosa in esito alla distruzione dell'incendio, in esito alla distruzione della filiale di Standa di Vietnea, cioè se è stato pagato un qualcosa a seguito di richieste di natura estorsiva? Non mi risulta direttamente e lo escludo per quello che in azienda ho sentito, verificato, eccetera, insomma, quindi penso di poter escludere. Lei ha mai sentito, mai saputo, anche per le funzioni ricoperte, se l'azienda, quindi il gruppo Fininvest, abbia mai corrisposto in altre occasioni denaro per richieste di natura estorsiva oppure per richieste così a titolo di concussione o per corruzione? Beh, a parte sempre con riferimento a questo problema siciliano o in generale? Cioè? In generale, in altre occasioni. Beh, insomma sì, sono a conoscenza perfettamente dei fatti che oggi sono
di cui sono a conoscenza un po' tutti, insomma, certo, delle famose 3 dazioni, che qui non voglio definire in un modo o nell'altro, ma le famose 3 dazioni di cui si parla in questi giorni. Insomma. Ma a lei risulta che comunque l'azienda abbia uscito del denaro in queste occasioni? Sono state date certamente, un funzionario dell'azienda ha corrisposto 3 dazioni, 3 somme di denaro, certo. Si riferisce, giusto per intenderci, alle vicende note, cioè quelle di Milano, di cui c'è un processo, per le quali vicende c'è un processo a Milano in questi giorni. E chi è imputato in questo processo? Beh, per me c'è il presidente, c'è l'ex presidente della FISA, Silvio Berlusconi, Ciascia, ci sono 2 funzionari, Zuccotti e Rizzi, e credo sia coinvolta anche l'avvocato Berruti, mi pare siano questi, diciamo, gli imputati, oltre che, se non sbaglio, Paolo Berlusconi, anzi senz'altro Paolo Berlusconi, certamente. Lei sa, dottore, come sia stato giustificato contabilmente in bilancio l'esborso del denaro in questione a cui faceva riferimento? Se non risulta nel bilancio. Non ho sentito, chiedo scusa. Non risulta nel bilancio questo uscita che io sappia. C'è qualche problema? Il Ministero, era una mia perplessità, mi pare che le domande debbano essere inconducenti rispetto al tema del procedimento. Ma lei era presente stamattina, avvocato? Ecco. Una opposizione formale, chiedevo al collega. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Ci sono domande? Possiamo licenziare il testo? Chi? Sì, un momentino. Quale fu la spiegazione che venne data all'interno del gruppo circa la causale dell'incendio della filiale di Via Etnea? Se ne parlò senza capire quale fu il motivo, perché in assenza appunto di quelle che sono delle ipotesi, pressioni e quant'altro, ma questi non risultavano a tutti i livelli dell'azienda, della struttura della strada, la spiegazione non si è riuscita a darcela, è rimasto così, questo punto interrogativo, assolutamente. Pubblico Ministero? Volevo chiedere al Teste, le risulta se il responsabile della sicurezza sia sceso giù a Catania per discutere e capire anche dal punto di vista proprio della dinamica dei fatti cosa era successo e come era potuto accadere tutto questo? No, non mi risulta, non c'è una conoscenza dei fatti. Le ripeto, io ero da pochi giorni in azienda e infine questi 2 giorni, quindi veramente, tra l'altro ero in una fase in cui passavo un giorno a Milano e 3-4 giorni ancora a Roma come coda del precedente lavoro che io svolgevo all'IRI. E quindi Parli più forte, vicino sul... Sì, non ero assolutamente presente su quel problema, insomma, quindi non è in grado di dire se né il responsabile della sicurezza né altri siano scesi a Catania per valutare un po' la situazione locale. A logica penso che qualcuno sia andato, a me assolutamente non può risultare, insomma, era una cosa talmente strana
alle mie conoscenze in quel momento, perché ripeto, io stavo arrivando in Fininvest, ero più ancora a Roma che in Fininvest, quindi non so bene la Standa, che era una delle tante partecipazioni, ancorché importanti, ma lontano da me, che mi devo più occupare di capire il bilancio, capire i fatti interni della Fininvest centrale, e non certamente di un fatto brutto e clamoroso, ma comunque marginale, insomma, alla fine. Quindi non c'ho nessuna conoscenza diretta, onestamente. Può indicare alla Corte chi è il responsabile della direzione fiscale del gruppo Standa? No, non mi ricordo il nome. Non ce l'ho, è un giovane, lo conosco, ma non mi ricordo il nome. Se lei mi può suggerire qualche nome, glielo posso dire, posso confermare. Tale signor Craffa? Sì, mi sembra di sì. Craffa, sì. Da quanto tempo? Non glielo so dire. Lei conosce tale signor Stellini Claudio? Certo. Che attività svolge nell'ambito del gruppo? È il direttore amministrativo della Standa. Della Standa. Da quale periodo? Direi da 2 anni circa, direi. 2 anni circa? 2 anni circa, direi, sì. In precedenza? In precedenza era un dirigente del servizio ispettorato della Fininvest che lavorava presso la Standa. E come quello che chiamano gli auditor, diciamo. Sì. Un? Auditor, sì, e come si chiama? Stellini. No, dico prima di Stellini. Ah, chi era prima di Stellini? Lei ha detto che Stellini da 2 anni. Candini prima. Come? Candini. Candini? Candini. E il nome di Candini? Ah, no, di battesimo non lo so. Per Candini, no, non mi viene in mente. E il nome di Craffa? No, di battesimo non lo so. Non lo so. Grazie, un altro. Può andare, dottore, grazie. Si accomoda da questa parte, per favore. Le sue generalità per il verbale. Roberto Poli, nato a Pistoia il 28 giugno 1938, domiciliato per la carica a Milano, via Paleopolis 3, presso la sede della società. Vuole leggere la dichiarazione che ha davanti? Certamente, Presidente. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Dottore, qual è la sua carica e qual è la società presso cui svolge la carica? Sì. La mia carica attuale è quella di Presidente della Società Publitalia. Nell'ambito di questa società il dottor Alberto Dell'Utri ha delle cariche? Signor Pubblico Ministero, vorrei precisare che io sono un professore di ruolo della Università Cattolica di Milano, titolare di uno studio professionale, dottore commercialista a Milano. Non ho mai avuto rapporti con il gruppo Fininvest fino al giugno 1995. Nel giugno 1995 c'è stato un rinnovo totale del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società Publitalia, e a far parte del Consiglio di amministrazione sono stati chiamati 4 professionisti di Milano, tutti liberi professionisti. Fra questi 4 io sono stato prescelto per fare il Presidente.
Io ho solo la legale rappresentanza e non ho nessun potere delegato, che sarebbe anche incompatibile con la mia funzione professionale. L'attività di gestione della società è stata affidata al direttore generale dal 22 giugno, giorno della nomina, fino al 4 di gennaio di quest'anno, del 96, cioè fino a 20 giorni fa. 20 giorni fa il Consiglio è stato integrato di 2 nuovi membri. Il primo, lo stesso direttore generale, che ha assunto anche la carica di amministratore delegato. Il secondo, un nuovo componente, un manager che viene dall'esterno, non dal gruppo Fininvest, che ha assunto anche egli la carica di amministratore delegato. Nulla è variato nei miei poteri, io sono rimasto ancora presidente con legale rappresentanza, senza delega di alcun potere. Ecco, professore, però la mia domanda sì, certo, no, ho voluto fare, certamente. La ringrazio per la precisazione. Ecco, ora volevo sapere appunto comunque, per quello che è a sua conoscenza, qual è il ruolo, se c'è un ruolo di Alberto Dell'Utri o di Marcello Dell'Utri nell'ambito di il dottor pubblicità. Alberto Dell'Utri è un dirigente della società. Al dottor Dell'Utri è stato conservato un ufficio nella società e mi risulta, perché io non è che vada nella società, ci vado saltuariamente perché io ho solo la legale rappresentanza, non ho la gestione, come ho detto, mi risulta che il dottor Dell'Utri svolga anche delle funzioni, quale ad esempio seguire tutti i corsi di addestramento e di formazione. Stiamo parlando del dottor Alberto Dell'Utri? Sì, sì. Sì, continui. Prego? Continui, ho detto. Ecco. No, scusi, il dottor Marcello Dell'Utri, quello che era presidente, il dottor Marcello Dell'Utri. Mi stavo sbagliando nel nome. Quindi tutto quello che ha detto poc'anzi si riferisce a Marcello Dell'Utri, non a Alberto. Su Alberto non so niente, francamente. Quindi, no, appunto, perché c'era stato evidentemente un fraintendimento. No, scusi, ho sbagliato io fra 2 gemelli. E il dottor Marcello Dell'Utri ha conservato un ufficio presso la società, non ha alcuna delega di poteri, prima era presidente, non gli è stata attribuita nessuna delega, lui è soltanto un dirigente della società. Mi risulta che nell'ambito della società lui svolga alcuni compiti, quale quello di curare particolari clienti, quello di seguire l'addestramento del personale e di partecipare anche una volta alla settimana quando ci sono delle riunioni dei dirigenti del gruppo, eccetera. Questo ecco, professore, scusi se le chiedo di ripetere una cosa. Lei ha detto che è presidente dal 1994. 95, 22 giugno, 6 mesi 22 fa. Giugno. 6 mesi fa. 6 mesi fa. E in precedenza? In precedenza non ho mai avuto rapporti col gruppo Fininvest. No, lei, chi era il presidente o comunque chi aveva poteri delegati? Era il dottor Dell'Utri. Il dottor Dell'Utri. Sì, certo. Può così sinteticamente dirci di che cosa si occupa la società Publitalia? Certamente. La società Publitalia si occupa della raccolta della pubblicità per conto delle reti del gruppo Fininvest. La quasi totalità dell'attività, diciamo il 99% dell'attività della società consiste in questa raccolta di pubblicità, quindi è una concessionaria di pubblicità. Quindi raccoglie la pubblicità sull'intero territorio nazionale, trattiene una percentuale a copertura dei propri costi e riversa la parte in base a contratti, evidentemente, la tipica attività di concessionaria all'ente committente che è l'ente televisivo. Questa è l'attività tipica della società. Le risulta se il dottor Dell'Utri ricopra altre cariche nell'ambito del gruppo Fininvest o del gruppo Stamp ed eventualmente riesce a indicare i periodi in cui tali cariche sono state mi risulta, per averne avuto conoscenza dai giornali, che il dottor Dell'Utri sia anche amministratore delegato della società Mediaset, che è l'attuale controllante di Publitalia. Come lei sa, Mediaset è la società che attualmente il cui capitale una parte è stata comprata da dei soci e da un gruppo di banche. Il dottor Dell'Utri mi risulta sia anche consigliere delegato insieme ad altri in questa società. Non so se abbia altre cariche nel gruppo, perché io non conosco il gruppo al di là di questa società, perché è la prima volta che ho un contatto con il gruppo Fininvest.
Ci vuole indicare chi sono i componenti del Consiglio di amministrazione di Publitalia in questo momento? Certamente. Il Presidente sono io, il Vicepresidente è il Professor Vittorio Coda della Università Bocconi di Milano, anche lui professionista, poi il terzo componente è il Professor Pontani, che è un mio collega della Università Cattolica di Milano, anche lui professionista, il quarto componente è l'Avvocato Bonomo, un avvocato libero professionista, e questi erano i 4 fino al 4 gennaio. Il 4 gennaio sono stati inseriti 2 nuovi consiglieri che dicevo, uno il dottor Giuliano Adriani, che è l'ex direttore generale, uno non è più direttore generale, e l'altro è il signor Adriano Melai, che è un dirigente che è stato inserito nella società Publitalia 20 giorni fa, sta prendendo conoscenza della società come amministratore delegato. Professore, lei ha mai avuto notizie nell'ambito o comunque a causa delle funzioni sia pure non operative all'interno di Publitalia, notizie relative all'incendio della Standa verificatosi nel gennaio del 1990? No, soltanto quello che ho letto sui giornali quando si verificò e nient'altro. Lei è in grado di dire, sulla base della sua esperienza e quindi della carica ricoperta, se capita o è capitato nel periodo in cui lei è stato Presidente che il dottor Dell'Utri abbia fatto dei viaggi in Sicilia per conto di Publitalia? No. Posso dirlo, non le risulta? Non mi risulta, non posso confermarlo né mentirlo, perché non so. È un dato che per lei... È un dato che afferisce alla gestione che non... Non ho altre domande, Presidente. Ci sono domande per il testo, può andare, professore, grazie. Grazie. Bene, mi pare abbiamo finito. Allora dovremmo sospendere l'udienza per se il pubblico ministero vuole dare indicazioni per ulteriore attività, oppure Presidente, possiamo io vedere subito i problemi. All'attenzione della Corte. Volevamo sottoporre all'attenzione della Corte, e ne facciamo richiesta esplicita, l'opportunità di esaminare e quindi di citare tale Ernesto Clini-Marchi, che dovrebbe essere il responsabile della sicurezza del gruppo Finvest, il signor Stellini Claudio, il signor Craffa e il signor Candini, rispettivamente. Il Clini-Marchi, abbiamo detto, si occupa della sicurezza, mentre tutti gli altri si occupano della direzione fiscale o comunque della direzione amministrativa del gruppo Standa. Potremmo cercare di citarli per venerdì prossimo, quindi se ne chiede la ammissione proprio in relazione al tema che dobbiamo finire di esplorare, quello delle eventuali trattative e del pagamento di somme a qualsiasi titolo in relazione all'incendio Standa. Credo che per completezza bisognerebbe fare questo ulteriore accertamento. Ci sono osservazioni? Signor Presidente, la difesa si oppone perché ritiene che non sia pertinente, assolutamente conducente al tema probandum. Invece questa difesa si associa, anzi fa proprie le richieste del pubblico ministero, intendendole anche come testi della difesa.
Allora, la Corte per quanto riguarda Clini Marchi lo ammette senz'altro, nel presupposto che questa persona sia il soggetto responsabile della sicurezza dell'azienda anche al tempo che è oggetto dell'indagine. Presidente, così è emerso, o mi sembra, o ci sembra che sia emerso nel corso del dibattimento di oggi. Per la verità noi avevamo anche citato il dottor Mori Alberto, non siamo riusciti ancora ad averlo perché le notifiche non sono andate a buon fine, però in ogni caso sembrerebbe che il Clini Marchi abbia posto apicale rispetto a quello ricoperto da Mori, che era già un teste processuale. Però ripeto, a noi interessa anche un po' verificare per ultimo l'eventuale versamento di somme di denaro, quindi insisteremo non solo per Clini Marchi, ma sì, per gli altri due soggetti la Corte si riserva in esito ad altre attività istruttorie che a questo punto mi sembrano indispensabili per poter decidere sull'estendere l'indagine ad altri soggetti che magari arrivano qui e nulla sanno, come nel caso di quest'ultimo teste, perché ha avuto questa carica solo in data recente, ricopre questa carica da un tempo che è fuori completamente dall'arco temporale dei fatti che sono oggetto del processo, quindi vorremmo avere più elementi. Quindi si ammette senz'altro i Clini Marchi, per gli altri la Corte si riserva all'esito di quando si farà il punto, insomma, di tutte queste risultanze dibattimentali. Per quanto riguarda l'integrazione del programma probatorio con il recupero del teste che oggi non è venuto, cioè dell'imputato collegato, sì, Castelli, vediamo se lo possiamo fare venerdì pomeriggio. Possiamo fare per venerdì pomeriggio e se appunto c'è un problema di colmare l'udienza potremmo già pensare ad altri imputati di reato connesso da sentire venerdì. Io non so, domani l'udienza di domani. Allora, il pubblico ministero riserva domani comunicazione. Posso già appunto, dico, bisogna vedere se viene Castelli, perché se viene Castelli credo che il programma sia completo. Se non potesse venire Castelli per quel giorno, indichiamo subito l'imputato di reato connesso Paladino Sebastiano e la moglie Romano Lucia. Quindi se venerdì è presente Castelli, io credo che non ci sia tempo per svolgere ulteriori attività, posto che venerdì deve essere anche sentito il capitano Iannone. Quindi se è presente Castelli, io credo che Castelli e Iannone bastano. Se viceversa, e quindi lo diciamo per i difensori, Castelli non potesse essere presente per ragioni di forza maggiore, sentiremmo Paladino e la moglie Romano Lucia. Bene, allora a questo punto ci possiamo aggiornare a domani mattina, ore 9:30 e seguenti. L'avvocatessa Viscuso si può avvicinare? Mi scusi, Prego. Clini Marchi lo citiamo? Sì, Clini Marchi lo citerete per quanto possibile. Una volta che è ammesso, se ci rientra nel programma di venerdì, bene, altrimenti la settimana prossima.